Sono Eleonora Di Pietro, ingegnere informatico da ormai 25 anni, mi sono laureata 25 anni fa all'Università di Catania e ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare subito dopo essermi laureata, anche lavorando in un settore in cui c'erano poche ragazze, poche donne che avevano intrapreso questa stessa carriera. Ho lavorato prima come ricercatore all'Università di Catania e poi in una multinazionale che mi ha permesso di sviluppare fondamentalmente tutta una serie di competenze sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. Oggi lavoro come libero professionista e presso un'azienda locale. Devo dire che nel corso dei miei anni di carriera non ho mai avuto discriminazioni per il mio genere, per il mio sesso, però fondamentalmente sicuramente magari rispetto al collega maschio ho dovuto fare magari un po' più di sacrifici per portare avanti anche una famiglia o per realizzarmi come madre e come donna. Quello che voglio dire oggi è soltanto che una volta scoperta la propria passione, di inseguirla facendo anche tutti i sacrifici e soprattutto nel nostro settore di continuare a studiare sempre, perché è un settore in continua crescita e in continuo sviluppo. Sono Mariangela Camarda, sono un ingegnere elettronico e ho scelto di intraprendere la formazione tecnica sin da quando ho scelto la scuola superiore. Oggi prendo le redini di un'azienda che si occupa di automazione industriale e nel mio percorso lavorativo ho potuto sperimentare che non sempre il punto di riferimento di una figura femminile è ben accetto. Tuttavia ho visto che comunque collaborando con uomini intelligenti che accettano la parità di competenze è più facile approcciare comunque anche un mondo che storicamente appartiene principalmente agli uomini. Quello che mi sento di dire oggi ai ragazzi, sia maschi che femmine, quindi è quello di sperimentare la loro passione e di intraprendere qualunque percorso indipendentemente dal fatto che la società lo abbia relegato in un contesto puramente maschile o puramente femminile. Si può essere dei tecnici pur essendo delle donne. Sono Concetta Cirmi, sono un ingegnere meccanico e insegno discipline meccaniche nel Dipartimento di Meccanica Meccatronica ed Energia del Ferraresi di San Giovanni La Punta. Sono stata invitata oggi a raccontare la mia esperienza di donna STEM in una disciplina, quella meccanica, che tuttora culturalmente viene vista prettamente maschile. Per 10 anni mi sono occupata di ricerca tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e il Dipartimento di Materiali dell'Università di Twente in Olanda e in ambito della ricerca posso dire non si evidenzia alcuna differenza di genere, anzi si collabora per massificare le competenze. Situazione diversa invece in ambito aziendale, dove le donne ingegneri meccanici che hanno determinati ruoli sono ancora poche. In ambito scolastico ho sempre avuto alunni maschi e questa cosa mi ha dato ancora più forza, ancora più sprono per dare loro non solo le competenze tecniche, ma poter dare quegli insegnamenti di parità di genere per far vedere loro che chiunque può raggiungere i propri obiettivi, indipendentemente se è maschio o femmina.